Favorevoli 25, contrari 22, astenuti 3, un assente. Anche in questo caso l'articolo non passa. 25 voti favorevoli, 22 contrari, 3 astenuti. La maggioranza assoluta non si raggiunge. Di fatto in Consiglio regionale del Veneto la legge sui tempi di applicazione del fine vita, legge riconosciuta dalla Corte Costituzionale, non passa. Un voto che vede divisa la maggioranza di governo, con Fratelli d'Italia, Forza Italia e una parte della Lega bocciare il provvedimento di iniziativa popolare, il voto contrario anche di un consigliere del Partito Democratico. E questo è un provvedimento comunque parziale che parla di procedura sanitaria che a mio parere potrebbe essere fatta assolutamente con una delibera di giunta, come hanno fatto anche altre regioni, e avrebbe potuto in questo modo uniformare le ASL nei termini e nelle modalità. Per cui da una parte quindi la competenza, dove la Corte Costituzionale si rivolge sempre al Parlamento, e credo che anche in vista di un'uguaglianza dovrebbe essere fatto dallo Stato proprio per rendere uniforme l'accesso. Dall'altro punto di vista le cure palliative, noi dobbiamo essere convinti, e credo che non ci siano dubbi, che nel momento in cui una persona ha accesso alle cure palliative automaticamente è veramente libero e consapevole di scegliere. Il dolore forse non lo permette. Non nasconde un certo rammarico il Presidente del Veneto, anche perché il voto inevitabilmente può avere una lettura politica. Qui immagino e spero che non si sia partigiani nell'affrontare questo tema, che non ci siano delle fazioni. Io oggi ho detto, quando parlo, penso a chi mi sta ascoltando, che magari è a casa o sul letto d'ospedale, malato terminale o gravemente malato, che deve avere dei messaggi che siano assolutamente chiari. Dopodiché, come dico sempre, se accadesse a me io vorrei poter decidere. La libertà individuale è inviolabile, è un tema di libertà, non sono folgorato sulla via di Damasco, ma penso che gli amministratori abbiano l'obbligo di rappresentare tutti i cittadini, e in particolar modo nel mio caso quelli che mi hanno votato e anche quelli che non mi hanno votato, perché questo vuol dire fare l'amministratore. Il mio voto è convintamente favorevole. Fin dall'inizio ho accompagnato qui le firme, le oltre 9.000 firme con l'associazione Coscioni ancora oltre 6 mesi fa, e da quel momento non ho cambiato idea. Il voto è favorevole perché è una cosa semplice. Noi abbiamo una sentenza della Corte Costituzionale che ci chiede di normare la possibilità di scegliere sul proprio fine vita. No, la Lega non è spaccata perché è sempre stata data libertà di coscienza e di voto, quindi non c'è mai stata un'indicazione, quindi è impossibile spaccarsi se non c'è un'indicazione di voto. Penso che sia anche un sito di maturità il fatto di dare libertà di coscienza su un tema così delicato come quello di oggi. Credo sia necessario che il Parlamento legiferi su una questione così delicata, perché non è possibile che ogni regione si muova in maniera autonoma. Non lo carichiamo di voto politico, nel senso che è un voto di un'iniziativa popolare. Facciamo presente coerentemente che Fratelli d'Italia, come primo partito e unico dall'inizio, rispetto a un tema e a un provvedimento di questo tipo, è convinto di avere a livello nazionale un governo forte, avere una maggioranza importante per interessarsi anche di questi temi e non fare dei salti in avanti, delle fughe in avanti su tematiche in cui la Regione non dovrebbe essere interessata. La mia comunque rimane una posizione contraria, in quanto non fa parte né del programma del centrodestra né tantomeno del programma della Lega portare avanti questo tipo di iniziativa normativa. Ricordiamoci che il sistema sanitario regionale e nazionale è nato per curare i cittadini e non per attuare delle pratiche di morte come quelle che si vogliono portare avanti all'interno di questa regione. Oggi ci sono gli strumenti per garantire cure palliative efficaci.